Sì. E no, a tu! Io sei capace di cambiare un corpo! Non ti immaginavo così! Questa è violenza delinquente! Io ti avviso che me ne va e ti denuncio! Faccio io la testimone per farti richiudere un manicomio! State buono e ricorda che tra noi è finito il rapporto d'amicizia! Ma vieni qua, bestia! Ma quale delinquente è delinquente? Io lo faccio apposta! Devi sapere che quando sposai mia moglie, la quale sì, una buonissima donna, ma per un altro infame, l'ho già visto, per ogni minima cosa, farti portare la casa, e questo è quello che soprattutto lo fa perdere a capo, ti dà certe risposte che ti esasperano talmente tanto che uno veramente ucciderebbe. Il primo giorno di matrimonio avevo una di queste discussioni animali. Eravamo a tavola e io avevo in tasca una di quelle volte scacciate. Un po' perché mi fece venire, un po' per pazzia, le sparai un colpo di quella rivoltella. Immediatamente vidi il suo cambiamento. Diventò dolce, sorridente e gentile. Insomma, avevo capito che per stare quieto alle volte bisogna sparare. Se non stava, non c'è più tranquillo. Ah, ho capito! Allora è caricato a sangue! Proprio. E che non potevi dire prima? Io non ho più sangue nelle vene! Sì. Ecco la giacchetta, non ti sa più niente. Grazie. Sei contento? Comunque, infatti, devo scendere, tengo un appuntamento. Come devi scendere? E non puoi vedere la camera tua. No, devo andare. E allora mi vediamo un po' d'aria anch'io. Scendo anch'io. Esci? Sì, perché mi dispiace? No, e va. Già, quando dovrei lasciarmi solo a casa, sei contento? Senti, vieni qua, qua, vieni. Ma non sei mai contento? E ieri sera al teatro, e l'altra sera al cinematografo. Oggi, stasera, voglio stare con un mio amico che non vedo da 15 anni e ce ne vedremo fuori. Ah, non dormire a cena. Ci devo preparare per la vita, guarda. Ma senti, tu non esci. E lo senti? Esco. Tu non esci. Io esco. Tu non esci. Io esco. Tu non esci. Perché io esco. Aspetta, che la cosa viene spontanea. Aspetta. Il momento, sembra stasera, è la serata delle tragedie. Tu non esci. Ah, non esco? Tu non esci. E che? Facciamo una ragazzi. Ma dove sta giocando? Amore, dai che facciamo amico diversi. Verso mezzanotte. Va, è stato un vero piacere. Piacere tutto mio, Ciao, lo devo. Ciao, amore. Aspetta un po', mi. Abbi pazienza, aspetta. Dorotea? Amore, che c'è? Artù, ma che non avevo fatto niente! Perché? Tu ti ragioni, non ha fatto niente. Ma io stasera, quando torna, tengo i soldi e fatti dormire. E ti ragioni!
viso. E mo lo chiamo.